Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il Tribunale di Paola ha assolto i 4 imputati accusati di disastro ambientale, nessuna responsabilità per l'inquinamento del mare per dirigenti e amministratori delle società che gestivano i depuratori. È stato arrestato con l'accusa di corruzione un funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza, avrebbe preteso 300 euro per velocizzare l'iter di una pratica. Il rilancio degli aeroporti calabresi, presentato alla Regione un piano che prevede 4 voli all'Italia da Reggio e investimenti soprattutto di Ryanair per lo scalo crotonese. Hanno protestato stamattina davanti alla sede dell'Amaco 2 aspiranti autisti vincitori di concorso e che da 10 anni attendono di essere assunti, le rassicurazioni del presidente dell'azienda dei trasporti. Stamattina il presidio, domani l'incontro, il comitato Prendo Casa di Cosenza ha ottenuto, vedrà il prefetto al quale chiederà di bloccare gli sgomberi. Nulla di fatto per l'assegnazione del servizio di raccolta dei rifiuti a Rosarno, la gara è andata deserta per 2 volte, il sindaco costretto all'affidamento diretto. Il problema stadio accomuna le 2 città, Crotone e il TAR sblocca la situazione e concede il via libera per l'utilizzo dell'impianto. A Cosenza si attende il via libera della Lega, nel pomeriggio di oggi il sopralluogo decisivo. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque tutte assolte le 4 persone accusate di disastro ambientale nell'ambito dell'inchiesta avviata alcuni anni fa dalla Procura di Paola. La sentenza è stata emessa oggi dai giudici del Tribunale di Paola. Sentiamo. Erano accusati di disastro ambientale, frode nelle forniture e illecito smaltimento dei rifiuti gli amministratori dirigenti della società Smeco e Giseco che per anni hanno gestito gran parte dei depuratori del Tirreno cosentino. Oggi sono stati assolti dai giudici del Tribunale di Paola. Si tratta di Domenico Albanese, Jessica Plastina, Raffaele Romero, Sara Rita Mazzacuva, coinvolti nell'inchiesta avviata negli anni scorsi dalla Procura paolana sullo smaltimento illecito degli scarti della depurazione, fanghi che senza alcun trattamento secondo gli inquirenti sarebbero finiti in mare. Nel corso dell'inchiesta gli investigatori accertarono diversi casi di cattiva depurazione con liquami che sarebbero stati sversati nelle acque del Tirreno. Migliaia di tonnellate di fanghi esausti dei depuratori inoltre sarebbero svaniti nel nulla, scarti che sempre secondo gli inquirenti sarebbero stati scaricati in mare provocandone l'inquinamento. Il processo, che ha riunito 2 procedimenti, si è dunque concluso con la soluzione dei 4 imputati. La procura adesso aspetterà le motivazioni della sentenza che saranno depositate entro 90 giorni per decidere se ricorrere in appello. Un impiegato dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di corruzione. L'indagine è partita dalla segnalazione del contribuente dopo la richiesta di denaro avanzata dal funzionario per velocizzare la pratica. 300 euro per velocizzare una pratica contanti che un contribuente si è sentito chiedere da un impiegato dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza per la registrazione di un atto di successione. Lo scambio di denaro contante e della contestuale ricevuta dell'atto è stato filmato dai militari della Guardia di Finanza di Cosenza che, entrati in azione, hanno arrestato il pubblico ufficiale. L'uomo è accusato di corruzione. Le indagini, partite dalla segnalazione al comando della Guardia di Finanza della città dei Bruzzi da parte del cittadino che si era recato all'Agenzia delle Entrate per la registrazione del documento, una procedura semplice e scontata, almeno così aveva pensato, ed invece l'addetto al servizio di assistenza, compare confidenziale, gli avrebbe promesso una rapida evasione della pratica in cambio di soldi, la somma appunto di 300 euro. Il funzionario inoltre, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, per convincere il cittadino gli ha detto che se si fosse rivolto ad un professionista avrebbe pagato molto di più. L'utente, che aveva già pagato l'imposta
assistenza dovuta si è insospettito, chiedendo aiuto alle forze dell'ordine. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza, diretta dal procuratore Mario Spagnuolo, si sono avvalse di servizi di osservazione e appostamento, oltre ad intercettazioni ambientali. Identificate le banconote destinate all'indebito pagamento, si è proceduto con l'incontro a cui sono stati testimoni finanziari, incontro che si è concluso con le manette scattate per il funzionario disonesto. Una storia brutta da cui emerge però il senso civico del cittadino che ha denunciato l'anomalia ed ha ottenuto giustizia. Nuova intimidazione ai danni della famiglia Congiusta a Siderno, un cumulo di terriccio sistemato in modo da richiamare in modo inequivocabile una sepoltura è stato trovato tra la Saracinesca e la porta dell'attività commerciale della famiglia, un episodio che arriva a meno di un mese dalla morte di Mario Congiusta, il padre di Gianluca, il giovane imprenditore ucciso il 24 maggio del 2005 dalla 'ndrangheta. Lasciamo per il momento la cronaca. Il governatore Oliverio presenta le novità che riguardano il sistema aeroportuale calabrese, nuovi voli da Reggio Calabria e investimenti per lo scalo di Crotone. Parte il piano di rilancio del sistema aeroportuale calabrese, nuovi voli da Reggio e investimenti per lo scalo di Crotone. A Catanzaro il governatore Oliverio e il presidente della SACAL, Arturo De Felice, insieme ai sindaci di Reggio, Palcomattai, Crotone e Pugliese, hanno illustrato le novità che riguardano il trasporto aereo e così ci saranno 4 voli all'Italia dall'aeroporto di Reggio, 3 dei quali per Roma e 1 per Milano, mentre proseguirà il collegamento da Crotone per Bergamo di Ryanair. Importante il risultato che è stato realizzato perché nel quadro di un rafforzamento dei collegamenti di Lamezia con il resto d'Italia, d'Europa e del mondo direi, siamo passati da un numero di collegamenti che si contavano sulle dita di una mano nel 2014 ad oltre 30 collegamenti con gli aeroporti nazionali ed europei ed internazionali, che si stanno riverberando anche in un aumento degli arrivi che è notevole, progressivo, e anche in un aumento delle presenze turistiche, soprattutto delle presenze turistiche internazionali, che è anche questo in aumento. Sono dati, non sono considerazioni appunto soggettive. Si rafforza oggi il collegamento, si rafforzano oggi i collegamenti tra l'aeroporto di Reggio Calabria e Crotone con il resto appunto d'Italia ed Europa. La Regione, dunque è stato sottolineato, continua a puntare su tutti gli scali calabresi, non rinunciando a cercare anche nuove compagnie che possano investire sul territorio. Attendono da 10 anni di essere assunti dopo aver superato il concorso. 2 aspiranti autisti hanno protestato questa mattina davanti alla sede dell'Amaco a Cosenza. Adesso che hanno avuto rassicurazioni si sono liberati dalle catene, ma non del peso di inseguire il posto che gli spetta. Si tratta di 2 aspiranti autisti che nel 2008 hanno partecipato al concorso indetto dall'Amaco, risultando idonei ma in coda alla graduatoria. Sono trascorsi 10 anni da allora, 10 anni di speranze e tribolazioni per vedere la luce in fondo al tunnel. La bambina la possiamo spostare per Natale senza niente. Perché non ti crede nessuno, perché ognuno non capisce come si sente chi non lo percepisce lo stipendio. Nel 2011 il consiglio dell'amministrazione dell'Amaco ha deliberato che questa graduatoria venisse presa completamente, quindi tutte le persone che erano in graduatoria venivano assunte poi ovviamente negli anni. Siamo arrivati a questa protesta perché abbiamo saputo che in questo mese di settembre, invece di essere chiamati noi come autisti, hanno chiamato tramite un'agenzia interinale 5 persone. E quindi questa cosa ci ha sconvolto e ci ha portato a questa protesta. Da qui è scaturita la protesta di oggi. La nostra speranza era che si risolveva già da oggi, però il Presidente, come ha parlato, che per il momento non è possibile per i vari bilanci, ci ha rassicurato e ci ha garantito che entro l'anno nuovo o anche prima se possibile ci assumerà.
Noi vogliamo dare fiducia a questo nuovo presidente perché c'è da 10 mesi. Al momento del nostro arrivo l'amministratore dell'Amaco, Paolo Posteraro, ha ascoltato le istanze dei due aspiranti autisti, rassicurandoli e offrendo loro ampie garanzie per il futuro. L'Amaco, non appena ce ne saranno le condizioni, quindi non appena si libereranno dei posti da conducente di linea, cosa che confidiamo avverrà nei prossimi mesi, assumerà, come prevede la legge e come prevede la graduatoria in essere, le 2 persone che stamattina erano qui a protestare. Non devono avere dubbi, i primi 2 assunti in Amaco saranno certamente loro. Fin qui l'azienda municipalizzata, ma se alle promesse non seguiranno i fatti, sono pronti a nuove forme di protesta. Se questo presidente mantiene la promessa, se no noi aggiorniamo, siamo di nuovo qua incatenati sempre con le nostre famiglie e questa volta non ce ne andiamo fino a quando non ci fanno firmare il contratto. I carabinieri del NAS e della compagnia di Catanzaro hanno effettuato stamane un'ispezione igienico-sanitaria all'interno del presidio ospedaliero Hub Pugliese dell'azienda ospedaliere Pugliese Ciacci. I controlli sono stati effettuati nell'ambito di uno specifico servizio scaturito da recenti notizie apparse sulla stampa circa la presenza di roditori e altri animali infestanti all'interno del complesso e hanno interessato 17 reparti, 4 ambulatori e 2 servizi. Nel corso dell'ispezione non sono state riscontrate le notizie riportate, sebbene siano comunque state accertate carenti condizioni igienico-strutturali in alcuni reparti. I carabinieri di Vibo Valentia nel corso di controlli hanno constatato la massiccia presenza di armi sul territorio. Si avvia a conclusione una stagione estiva che ha visto le forze dell'ordine intensificare il controllo del territorio in considerazione del fatto che il vibonese in particolare aumenta sensibilmente le presenze grazie all'incremento turistico. L'attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri si è caratterizzato con una serie di risultati che offrono una fotografia interessante, soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti, così come evidenziato nel corso di un incontro con la stampa. Spicca innanzitutto il numero di armi e munizioni risultati in quantità notevole considerato il territorio di riferimento, così come l'approccio superficiale in termini di sicurezza alla guida delle auto. Ma c'è un aspetto positivo che vale la pena evidenziare e che pone bene in prospettiva: l'aumento delle denunce che rafforza concretamente il rapporto di fiducia tra cittadino e arma dei carabinieri, che è in costante crescendo. Noi abbiamo constatato la presenza di questo elemento, che è un'attestazione di fiducia da parte del cittadino. Importante la presenza di 3 denunce di estorsione su cui l'Arma ha posto l'accento, in un paio delle quali è stato possibile individuare l'autore materiale del fatto. In questo contesto è importante perché fa capire al cittadino che l'Arma c'è e che risponde alle esigenze che manifesta la collettività. Ripeto, la nostra più grande attestazione di fiducia è la presenza del cittadino che viene e espone le proprie problematiche, consapevole del fatto che avrà una soluzione o comunque avrà una risposta degna della problematica che ci ha rappresentato. Vessazioni e violenze contro moglie e figli, denunciato un 52enne a Catanzaro. La donna, dopo anni di soprusi, ha trovato il coraggio di raccontare tutto agli inquirenti. Adesso per l'uomo è stato disposto l'allontanamento da casa e il divieto di avvicinamento. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Temono gli sgomberi le famiglie e i precari disoccupati che vivono negli stabili occupati a Cosenza stamattina a presidio in piazza 11 settembre per chiedere un incontro con il prefetto Galeone. L'incontro, secondo quanto reso noto dal comitato Prendo Casa, è stato fissato per domani pomeriggio alle 15:30. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco nel plesso della scuola dell'infanzia e primaria in via Tommaso Campanella a Catanzaro per la caduta di un pezzo di intonaco di una finestra al pian terreno dell'edificio. Dopo i controlli gli alunni sono rientrati in classe. Sulla vicenda è intervenuto il Codacons che ha preannunciato un esposto in procura. Spacciavano droga in casa, 2 persone sono state arrestate dai carabinieri a Isola Caporizzuto nel Crotonese. I militari hanno accertato che i 2 all'interno dell'abitazione avevano ceduto 4 dosi di cocaina a 4 ragazzi della zona. Agli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati concessi i domiciliari.
Un bracciante agricolo di 45 anni è stato denunciato dagli uomini del reparto carabinieri del Parco Nazionale dell'Aspromonte con l'accusa di avere causato un incendio boschivo all'interno dell'area protetta in provincia di Reggio Calabria. Appalti truccati al Comune di Amantea, avviso di conclusione delle indagini per i 16 indagati. L'inchiesta della Procura di Paola riguarda, lo ricordiamo, presunte irregolarità nell'affidamento dei servizi nel Comune tirrenico. Nulla di fatto per l'assegnazione del servizio di raccolta dei rifiuti a Rosarno. La gara è andata deserta per 2 volte e il sindaco è stato costretto all'affidamento diretto. 2 gare andate deserte per l'aggiudicazione del servizio di raccolta rifiuti porta a porta e il Comune di Rosarno è stato costretto ad indire un bando con affidamento diretto per il servizio rifiuti in modalità indifferenziata. Un intervento tampone voluto dal sindaco Giuseppe Ità per evitare che la città cada nel caos, restando scoperta sulla raccolta dei rifiuti. La determina voluta dall'amministrazione si è resa necessaria in quanto viene a scadere il contratto provvisorio con l'azienda Locrid Ambiente che da circa 1 anno sta svolgendo il lavoro di raccolta dei rifiuti a Rosarno. E per non correre il rischio di lasciare la cittadina sepolta dai rifiuti, il sindaco Idà ha dovuto mettere in moto una procedura d'urgenza impegnando una somma di 150.000 euro per l'operazione. L'intervento di raccolta, trasporto negli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani avrà una durata di 3 mesi, il tempo necessario per riattivare nuovamente la gara di rilevanza comunitaria, sperando che questa volta, per la 3ª volta, non vada a vuoto, per affidare per 5 anni la raccolta differenziata e lanciare il porta a porta che negli anni passati nella città medmea non ha avuto fortuna. C'è da dire anche che 6,5 milioni di euro sono un bel gruzzolo e molto appetibile, ma 2 gare andate deserte fa emergere qualche sospetto e qualche dubbio abbastanza inquietante in una città, quella di Rosarno, che vive quotidianamente il problema della sicurezza e della legalità e lo spadroneggiare dei clan 'ndranghetisti. A Cosenza la Camera di Commercio ha presentato la sua biblioteca. La Camera di Commercio di Cosenza ha scelto come data l'inizio dell'anno scolastico per presentare la sua biblioteca, il project work che l'accompagna e i bandi che prevedono progetti di alternanza scuola-lavoro. All'interno di Open Camera a Cosenza c'è questa nostra biblioteca, una biblioteca di 3.500 volumi, per una parte sono qui, abbiamo messo in rete oltre 500 volumi. Abbiamo fatto rete con la Biblioteca Nazionale e quindi la dottoressa Fiordalisi, questo è solo l'inizio perché poi abbiamo tutto il nostro patrimonio storico che è conservato all'Archivio di Stato ad arrivare a mettere in rete tutto il nostro patrimonio. Rammento che la biblioteca della Camera di Commercio è nata nel 1931, era stata in qualche modo poi smantellata e riteniamo che questo sia un patrimonio di tutte le imprese e di tutto il nostro territorio, i nostri cittadini. La biblioteca della Camera di Commercio, che fa parte del Servizio Bibliotecario Nazionale, è un fiore all'occhiello non solo per la città di Cosenza, ma per tutta la Calabria. Si inaugura nuovamente una biblioteca di grande storia. Le biblioteche sono segno di evoluzione, sono segno di cultura, sono segno di progresso e riaprire oggi una biblioteca al centro della città significa dare l'opportunità a tutti i cittadini di trovare uno spazio dove si fa cultura. Ci spostiamo a Casali del Manco, centro della Presila cosentina, dove è stato inaugurato il nuovo istituto scolastico comprensivo. Per i primi 100 giorni di gestione del comune di Casali del Manco, il sindaco Nuccio Martire ha inteso rafforzare il suo rapporto con la comunità, partendo dalla scuola e inaugurando la nuova istituzione scolastica in località Spezzano Piccolo. Martire ha voluto così sancire l'importanza dell'istituzione scuola nel percorso politico-amministrativo che guiderà nei prossimi anni il neonato comune. In questa nuova comunità è nata una nuova istituzione scolastica, l'istituto comprensivo numero 2, e quindi oggi penso che per questa nostra bella comunità sia un giorno importante, quindi non solo per l'inizio di un nuovo anno scolastico ma soprattutto per l'avvio di un nuovo istituto comprensivo. Di questo noi, come dire, ne siamo fieri ed orgogliosi. La mia presenza qui oggi ha voluto significare questa, molta vicinanza al mondo della cultura, dell'istruzione,
al mondo dell'apprendimento, perché è da qui che si buttano le fondamenta per costruire la società del domani, che possa dare grandi risposte in termini di miglioramento della qualità della vita. E di questa responsabilità sono investiti gli attori del mondo della scuola, in primis coloro i quali guidano i processi. Ciascuno per quanto gli compete il nostro lavoro al servizio della collettività. Siamo alla pagina sportiva, il problema stadio a Crotone, il TAR sblocca la situazione e concede il via libera per l'utilizzo dell'impianto. Crotone-Verona si giocherà regolarmente allo Scida sabato prossimo alle 15, grazie alla decisione del TAR della Calabria che dopo i ricorsi presentati da Crotone e Comune ha disposto la sospensiva degli atti della soprintendenza archeologica che non aveva autorizzato l'uso delle strutture amovibili di tribuna coperta e curva sud dello stadio Scida, disponendone la rimozione. Il giudice ha fissato la discussione di merito per il 26 settembre, ma intanto ha ritenuto il ricorso fondato sotto il profilo della violazione dei principi di proporzionalità e affidamento. Un risultato importante, una vittoria di tutta la comunità crotonese che tira un sospiro di sollievo dopo l'ordinanza del sindaco pugliese che aveva autorizzato il regolare svolgimento della gara con il Foggia. Viene sospeso, il 26 di settembre ci sarà l'udienza, in relazione alla sospensiva chiederemo immediatamente il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza al signor Prefetto per avere l'agibilità dello stadio per la partita di sabato. Quindi garantiamoci questo in questo senso, si va verso quello che noi dicevamo, quindi la legittimità di quell'atto che c'era ricevuto dal dottore Pagano, si proseguirà, poi dopo il 26 prenderemo le ulteriori decisioni in merito. Abbiamo subito i danni immani da questa vicenda dello stadio, ne sapete tutti quanti, siete tutti a conoscenza di questo, niente, siamo riusciti a ottenere questo primo risultato che per me è un risultato importante. E a Cosenza nel pomeriggio di oggi il sopralluogo decisivo al San Vito Marulla, non dovrebbero esserci problemi per l'ok. No, non sono immagini di repertorio. Questa scena è stata ripresa questa mattina sul manto erboso dello stadio San Vito Marulla a 17 giorni di distanza dalla gara non giocata tra Cosenza e Verona e con lo 0-3 a tavolino in favore degli scaligeri fissato in primo grado dal giudice sportivo. Si lavora ancora sul prato dell'impianto cosentino per eseguire tutte le prescrizioni assegnate dall'agronomo della Lega. Nel pomeriggio di oggi Giovanni Castelli ha effettuato il sopralluogo decisivo per stabilire l'effettiva praticabilità del manto erboso. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali perché l'esperto riferirà alla Lega quanto ha rilevato oggi e l'amministrazione comunale e la società riceveranno l'esito della procedura. Le impressioni stavolta sono positive, ma dopo il film andato in onda una ventina di giorni fa con l'Hellas la cautela è d'obbligo e si attende un referto scritto. Negli ultimi giorni sono stati effettuati diversi interventi finalizzati a migliorare il drenaggio del campo. Oggi addirittura sono state sostituite alcune zolle in attesa del sopralluogo dell'esperto deputato a stabilire una volta per tutte se sabato potrà disputarsi il match casalingo con il Livorno, esordio dei Lupi al Marulla contro un'altra neopromossa che gioca senza alcun problema su un terreno. Queste sono le immagini della gara di ieri, di certo non perfetto. Chissà se, come ha fatto il Verona, solleverà dubbi sulla praticabilità. I tifosi hanno in mano un tagliando non utilizzato che molto probabilmente potranno usare tra qualche giorno per accedere allo stadio e assistere finalmente ad un incontro giocato. Intanto sugli spalti si lavora per completare la divisione del settore ospiti in curva Nord Catena e uno degli ultimi interventi previsti sulla struttura che ha ottenuto l'ok della commissione di vigilanza. E adesso il calcio giocato con il match Livorno-Crotone. È l'ingresso in campo di Simi, il momento della svolta nella gara tra Livorno e Crotone, match equilibrato con i padroni di casa intenzionati a lasciare la quota zero in classifica e quindi molto propositivi, un atteggiamento guardingo quello del Crotone, la squadra che sa attendere il momento giusto per accelerare e indirizzare la partita nel verso desiderato. Il predominio territoriale degli uomini di Lucarelli concede a Muriglio, Diamanti e Dainelli le occasioni più nitide di un primo tempo molto combattuto ma comunque di marca Amaranto. Nella ripresa la situazione si capovolge e Crotone riesce a prendere il controllo del gioco ma non finalizza la manovra in modo efficace. A 6 minuti alla fine l'azione da manuale avviata da Stojan e Firenze è conclusa dal nazionale nigeriano che con il giusto movimento verso il secondo palo
palo, riesce a battere Mazzoni e a consegnare i 3 punti a mister Stroppa. Bisogna fare complimenti a Lucarelli, bisogna fare complimenti a chi ha allestito la squadra, perché mi sembra una squadra veramente competitiva, l'ha dimostrato sul campo, sapevamo che potevamo trovare delle difficoltà. Primo tempo sicuramente noi non abbiamo lavorato con pazienza come di solito facciamo, ma abbiamo giocato un po' troppo forzato, abbiamo concesso delle ripartenze, però c'è da fare i complimenti al Livorno per come si è difeso e come ci ha potuto mettere in difficoltà. Secondo tempo invece abbiamo lavorato in maniera diversa, meno centralmente, meno a giocare forzato, e con questa pazienza, questa costanza di lavoro sui fianchi, lavorando esternamente, ci ha portato poi anche sul gol a fare un'azione bellissima. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati al meteo. Buona parte dell'Europa è interessata da un promontorio anticiclonico di matrice africana, anche se l'alta pressione non è particolarmente robusta sull'Italia. Infatti l'infiltrazione di aree più fredde in quota sulla nostra regione favorirà una moderata instabilità pomeridiana, che interesserà maggiormente le aree montuose della Calabria, in estensione nelle aree limitrofe. Le temperature resteranno stazionarie, leggermente al di sopra delle medie del periodo. Passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria. Mercoledì, tra la notte di martedì e le prime ore della giornata, possibile pioggia al largo del terreno, con possibile interessamento dei litorali tirrenici. Altrove cielo poco parzialmente nuvoloso. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità sulle aree montuose per lo sviluppo di nubi uniformi, con piogge localmente anche a carattere di rovescio temporale. Su Pollino, Tipiano Silano, Leventino, Serre Vibonesi e Espromonte, con possibile sconfinamento sulla Valle del Crati, Savuto, Vibonese e aree dello Stretto. Temperature stazionarie. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Mercoledì, calmo il Mar Tirreno con venti al regime di brezza, poco mosso il Mar Ionio con venti deboli di direzione meridionale. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meti in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.